Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, eccellenze dolomitiche. Oggi continua questa puntata insieme a Jacopo Di Pasquale, storico bellunese che è il referente della Biblioteca Gregoriana di Belluno. Ti racconta un po' della sua passione per la storia e le biblioteche e come i libri hanno un ruolo importantissimo nella vita dell'uomo e nel suo sviluppo come persone. Devo dire che la mia passione per la storia si è evoluta nel tempo e ora diciamo che si sta spostando più sull'idea di valorizzare quello che abbiamo, perché spesso non è conosciuto neanche dagli stessi bellunesi, insomma. Quello è un aspetto molto interessante, ti auguro anche di poter di farlo. E ti chiedo, già che siamo qui, una curiosità della storia bellunese che vuoi condividere con noi, qualsiasi cosa che sempre ti ha tirato l'attenzione, che non conoscevi? Sì, lo dico perché è una cosa che sanno solo proprio i medievisti, ma è interessante. Allora, noi siamo abituati a pensare a Belluno come una provincia piccola, una provincia montana e queste cose qui, insomma. Però intorno all'anno 1000, cioè tra la metà, diciamo, del Novecento e il 1000, abbiamo avuto qui a Belluno un vescovo, il vescovo Giovanni, che era legato agli imperatori della dinastia di Sassonia, gli Ottoni, Ottone I, Ottone II, Ottone III, che conquistò una grande parte del Veneto. Quindi Belluno a un certo punto arrivava fino a Jesolo quasi, insomma, i territori legati a Belluno. Quindi abbiamo avuto una certa importanza a livello politico e militare. È durata poco perché poi le risorse del bellunese erano in quel momento inferiori, quindi pian pianino siamo ritornati diciamo alla situazione attuale, anche se in realtà è una dominazione a macchia di leopardo è comunque rimasta per quasi tutto il Medioevo. Però c'è stato un momento in cui Belluno faceva sentire la sua voce in maniera molto forte, insomma, all'interno, diciamo, del mondo dell'odierno Veneto. Quindi non è vero che Belluno è sempre rimasta chiusa in mezzo ai monti, insomma. Guarda, un giorno per una prossima intervista ti chiederò di cercarmi qualche curiosità di Sarvo di Sovramonte, che è da dove vengono i miei antenati, quindi ti lascio lì quel compito. Volentieri. Ok, me lo segno. Non so se hai qualcuno ora che vuoi condividere di quella zona del Feltrino, qualche curiosità che forse questo storico conosce? Guarda, sul Feltrino posso dirti che ultimamente non è ancora uscito alle stampe perché è in fase di revisione, però ho avuto modo di scrivere un articolo su i vescovi di Feltre, legati soprattutto, diciamo, al mondo del santuario dei Santi Vittore e Corona, che è uno dei posti più belli e importanti dal punto di vista storico, artistico e spirituale della nostra provincia. E ho avuto modo proprio di dare bene la storia di quella zona e obiettivamente ci si rende conto che il bellunese è stata una zona di passaggio tra mondi diversi, cioè il mondo tedesco, legato quindi al mondo degli imperatori, e il mondo, diciamo, trevisano e quindi della Marca Veneta. E quindi c'è stato un momento storico in cui anche il Feltrino ha avuto un ruolo importantissimo a livello strategico, cioè la stessa posizione di San Vittore sulla chiusa di San Vittore ci testimonia un'importanza strategica importantissima. Quindi sì, non vi dico altro perché tra un po' lo pubblico, poi magari faremo una chiacchierata sì, anche su quello. Sarà un piacere, sempre le porte aperte. No, ma è molto interessante, anche in una puntata precedente di Ernestina dalla fine del mondo, Eccellenze Dolomitiche, abbiamo parlato di questo santuario che è veramente un gioiello, una meraviglia. Io ho avuto la fortuna anche di essere lì con la mia famiglia, anche la mia famiglia, non solo l'Argentina, ma quella italiana, mia cara zia Aurora, anche zio Virgilio, che ci hanno portato, e veramente è un posto incredibile, non solo dalla vista e la bellezza panoramica che c'è lì, ma anche quando uno la studia, la storia, no? È incredibile sapere quante cose sono passate lì e come è nato poi. E sai che ho avuto nel 2015 la fortuna di visitarlo e trovare lì dentro un prete argentino. Lì in cima al monte inizia a parlare e ci chiede, eravamo mia mamma Patrizia, mio fratello Ignazio, mia zia Aurora, mi dice: «De donde son? Da dove siete? No? Di donde?» Ci è rimasto per sempre quel momento nel cuore. Era Pasqua del 2015, quindi per noi è stata una risata.
anche noi, avevamo subito riconosciuto quell'accento argentino e lui non poteva credere che erano lì argentini, un po' vicini, diciamo, in questa zona di Buenos Aires. È veramente un momento molto simpatico, molto carino. Ci ha fatto una guida in tutto quel santuario bellissimo, ci ha parlato degli affreschi, quindi condivido un po' quella simpatia, quella passione per il santuario, perché è rimasto dentro il nostro cuore e lo farà per sempre, perché veramente anche sedersi in quella meravigliosa sedia che per noi è stato un momento così importante, vedere gli affreschi, capire che per noi in Argentina, che non abbiamo così certamente tanta storia come avete voi lì in Italia, capire che quella cosa lì, per esempio, qualsiasi è lì dal 1100, 1200, per noi è una cosa incredibile, quindi penso che apprezziamo tanto quella parte di storia, perché non lo possiamo credere, è una cosa che come che avete questo 1000 anni di storia, non l'abbiamo noi, quindi è veramente molto bello. Ti ringrazio anche per condividere questa piccola anteprima mondiale del tuo articolo, visto il programma, e speriamo di leggerlo certamente. No, guarda, devo dirti che hai detto una cosa molto bella, cioè dobbiamo un pochettino separare la storia dall'idea di noia, perché in realtà la storia è piena di stupore, cioè le persone secondo me devono un pochettino uscire da questa immagine della storia come una sequela di date da che dobbiamo studiare per la scuola, tipo bisogna, cioè si deve lavorare. Infatti recentemente ho letto alcuni articoli su questo dibattito, trovare dei nuovi modi per approcciare la storia. Per dire, faccio un esempio, c'è un programma bellissimo su Rai Storia, condotto da Paolo Mieli, che è tutti i giorni verso pausa pranzo, diciamo, verso l'una, che spiega la storia in modo molto dinamico, molto interessante, perché è giusto che ci siano gli articoli scientifici, cioè ci devono essere, perché la ricerca deve andare avanti, però bisogna capire anche che bisogna avvicinare tutti al proprio passato, perché per fare le nostre scelte per il futuro dobbiamo ragionare sul nostro passato, altrimenti come facciamo? Andiamo. Quindi sì, sono d'accordo, sono contento anche di questo stupore legato al santuario. Vi ringrazio. No, anche per noi lo portiamo nel cuore, perché è stato un momento di incontro anche di famiglia, quindi per noi era un po' il tornare alle radici, no? E riscoprire un po' quella terra che tanto ci avevano raccontato. E già che siamo in quella parte di le radici, tu Jacopo, tu sei un bellunese a Belluno, e ora ci stanno sentendo tanti bellunesi e discendenti di bellunesi nel mondo, qui su Radio ABM. Tu consiglieresti un giovane bellunese o discendenti di bellunesi di tornare in questa terra delle sue radici, diciamo, in questa terra che in un'epoca è stato anche della sua famiglia? Allora, guarda, faccio una premessa, perché io sono nato a Belluno, ma i miei non sono di Belluno. Guarda, raccontaci. Sì, allora, mia mamma è di Roma e mio papà è siciliano, e quindi tutti e due, anche loro ora abitano a Belluno, quindi anche loro sono emigrati nella penisola, insomma. Che interessante, anche migranti loro, sì. Sì, hanno vissuto a Roma, si sono conosciuti a Roma e poi per motivi di lavoro di mio padre si sono spostati qua a Belluno, sono qui da 40 anni, stanno benissimo, sono dei bellunesi ormai al 100%, però anch'io ho avuto, posso dirlo, il mio bisnonno, il nonno di mia mamma, è stato un emigrante. Mia mamma è di un paese vicino Roma e è morto negli Stati Uniti, insomma, quindi sì, era andato per motivi economici, era andato negli Stati Uniti, era diventato giardiniere, e lì è tornato poi 1 o 2 volte in Italia, ma poi è morto lì, insomma, quindi però voleva tornare. Abbiamo una serie di lettere bellissime di ricordo, insomma, del rapporto con sua moglie, con suo figlio, con mio nonno, insomma. E quindi sì, cioè io direi che l'Italia ha bisogno, e anche Belluno, dei bellunesi del mondo, perché secondo me, io ho vissuto a Trento all'università, si può veramente imparare andando fuori, e si può anche tornare a innovare, a rendere sempre nuovo, insomma, quello che c'è rimasto, insomma. Ah sì, tu sei mai stato qui in Argentina alla fine del mondo, Jacopo? No, in Argentina no, però mi piacerebbe venire.
Dai, ti aspettiamo, che anche qui abbiamo il nostro pezzo di storia, anche con tanti migranti bellunesi, come raccontiamo nel nostro programma con la rubrica Storie di Immigrazioni. Forse conosce il nome Primo Capraro, per esempio, che ha fatto tanto nella città di Bariloche, ai piedi della cordigliera lì a sud dell'Argentina. Cerchiamo sempre di valorizzare quelle storie di immigrazione, così non vengono dimenticate, non vengono perse, perché poi quella parte di tutta quella cultura, di quell'eredità, viene persa, altrimenti ci si dimentica, è come che non esiste più. Infatti io sono molto contento anche del progetto Aletheia di Bellunesi nel Mondo, perché secondo me è qualcosa di veramente eccezionale. Cioè io in un articolo che ho scritto sempre per Bellunesi nel Mondo l'ho citato come un esempio virtuoso di uso del digitale. Il discorso di prima, cioè un modo per condividere il passato e al contempo conservarlo. Quindi sì. No, dimmi. E quindi a mio parere bisogna andare avanti su questa strada, insomma, cioè continuare a valorizzare il passato condividendolo anche attraverso questi nuovi mezzi, perché altrimenti sì, non sappiamo dove andare, cioè le famose domande cosa facciamo, dove andiamo, gli manca un pezzo dentro di noi, insomma. Uno può scegliere di andare in Argentina, andare a Roma, andare a Milano, a Oslo, cioè, però deve scegliere conoscendo il proprio passato, cioè, perché le radici sono una parte integrante di noi, insomma. Possiamo essere cosmopoliti finché si vuole, ma da qualche parte i nostri genitori vengono, poi uno le può anche rifiutare, però comunque ci devono essere. Sì, interessante, è vero, è quello che dici te, il Centro Aletheia, che sta facendo uno stupendo lavoro, perché anche digitalizzare non è togliere l'importanza a quella foto antica, ma anche riportarla un po' alla vita, perché poi se viene persa in un archivio o rimane dentro, non so, un armadio, poi non la può vedere nessuno, non la condivide nessuno, e qui la avviciniamo, diciamo, a tante persone. Anche qui alla fine del mondo può arrivare una vecchia cartolina postale o una lettera come quella di tuo bisnonno, se non ho sentito male. Quindi tutte quelle cose sono un vero archivio di storia che può essere condiviso con tante persone, farlo arrivare anche lì. Quindi anche i nostri complimenti in questo momento sia a Marco, il nostro direttore, che fa uno stupendo lavoro, ma anche tutto il team di collaboratori, perché veramente fanno un bellissimo lavoro. Certamente, condivido appieno. Già verso la fine, Jacopo, vuoi inviare un saluto per tutti i bellunesi nel mondo che ci stanno sentendo? Sì, allora io prima di tutto ringrazio te, Ernestina. Noi in realtà ci siamo conosciuti di persona. Sì, un piacere, anche con la mamma Patrizia, sempre molto simpatico, molto disponibile. Sì, io saluto veramente tutti i bellunesi nel mondo, perché secondo me state facendo un lavoro eccezionale, continuate a far ricordare il nostro passato e ci permette anche di vedere un po' dal di fuori quello che siamo diventati. Quindi Belluno non è piccola al margine, anzi Belluno ha una grandezza che secondo me dobbiamo riscoprire, e voi siete i primi a farlo, quindi complimenti e grazie mille, continuate così. No, per favore, ci aspetti lì a Belluno? Possiamo tornare anche quando questa pandemia vada a finire, sì. Speriamo tra poco? Sì, certamente. Dai, che vogliamo conoscere te, la biblioteca anche, e forse vedere un po' se c'è ancora la mostra, o ci dai una piccola visita guidata lì, certo, in biblioteca. Quindi sarà un piacere. Jacopo, è stato veramente molto emozionante, molto interessante. Ti ringrazio di cuore per il tuo tempo, per raccontarci tutta questa storia. Si vede che sei un appassionato del tuo lavoro, della tua storia, anche della biblioteca, dei libri, quindi ti ringrazio, è un piacere averti oggi qui con noi, e anch'io vi ringrazio e vi saluto, cari amici bellunesi nel mondo. Io vi aspetto la prossima settimana qui dalla fine del mondo. Arrivederci amici, e come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio Dalla Corte Lucio per la musica e il montaggio.